Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine che è ancora abbastanza in uso nella lingua napoletana e che ha anche un simpatico detto collegato. Il termine è catafalco. Con il termine catafalco si intende la struttura lignea che si mette sopra un carro dove poi viene adagiata una bara per far eseguire la processione mortuaria o in alcuni casi una statua di un santo per far fare una processione religiosa. L'origine del termine è incerta, quella più probabile vuole che sia una composizione dei due termini captare, dal latino catturare lo sguardo, e palco, che somiglia in realtà a un palco vero e proprio. E in napoletano il catafalco indica una cosa ingombrante o una persona ingombrante. Quindi un catafalco può diventare un mobile vecchio, può diventare una macchina vecchia che non va più bene. Il detto a cui è legato questa parola recita testualmente "s'arrecord o catafalco ro pennina". È legato a un vecchio catafalco, il cosiddetto seggio del popolo, alla chiesa del Pendino, che venne utilizzato con anche il nome di catafalco della Selleria fino ai moti carbonari del 1848 per la processione del Corpus Domini. Dopo non venne più usato. E quindi, per lo stesso motivo che riguarda una cosa molto vecchia, questo modo di dire intende dire, si parla di una cosa ormai appartenente al passato, non più attuale. Detto questo, io vi ringrazio, vi aspetto a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice a Napoli, ciao Brin!